Il Papa è rientrato dalla storica visita negli Emirati Arabi. Le vostre comunità siano oasi di pace, ha detto durante la messa ad Abu Dhabi. Siete come un albero che assorbe aria inquinata e restituisce ossigeno. 24 autobus per le linee dell'entroterra, inaugurati a Chiavari, mezzi già in servizio nella flotta di ATP, acquistati grazie ad un finanziamento di 5 milioni della città metropolitana. Verso la soluzione del caso della succursale del Linguistico da Vigo a Chiavari. I locali per la sede sarebbero stati trovati al di fuori degli istituti chiavaresi. Nei prossimi giorni la comunicazione ufficiale. Operavano nel traffico di droga, avevano disponibilità di armi ed erano vicini all''ndrangheta. 6 persone sono state arrestate a Genova dai carabinieri del ROS. La fede che rivive nella tradizione, celebrata a Bacezza la festa di San Biagio con titolare della parrocchia, una liturgia curata con attenzione che è stata trasmessa in diretta su Telepace. Nel campionato di basket Serie D torna alla vittoria la Valpetronio Casarza contro il Cogoleto, partita combattuta sino agli ultimi minuti, finita 79-70 per i padroni di casa. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi, una messa storica, quella celebrata dal Papa questa mattina ad Abu Dhabi, la prima di un pontefice nella penisola arabica. Con la celebrazione si è chiuso il viaggio apostolico negli Emirati Arabi Uniti, un percorso breve ma intenso, segnato dal dialogo interreligioso e dall'incontro con la comunità cristiana locale. Vediamo. Siate oasi di pace grazie alle beatitudini. Chi le vive rende pulito il mondo. È come un albero che ogni giorno assorbe aria inquinata e restituisce ossigeno. È l'immagine usata dal Papa per tracciare lo stile della testimonianza a cui sono chiamati i cattolici negli Emirati Arabi. Le beatitudini sono a loro una mappa di vita. Non domandano azioni sovraumane, ma di imitare Gesù nella vita di ogni giorno. Invitano a tenere pulito il cuore, a praticare la mitezza e la giustizia nonostante tutto, a essere misericordiosi con tutti, a vivere le afflizioni uniti a Dio. E la santità del vivere quotidiano, che non ha bisogno di miracoli e di segni straordinari. È la più grande messa cristiana pubblica nella penisola arabica. Allo stadio Zayed ci sono i migranti cattolici, minoranza che costituisce il 10% della popolazione, venuti negli Emirati Arabi per lavoro, di nazioni, riti e lingue diverse, ma uniti dalla fede. Chiedo per voi la grazia di custodire la pace, l'unità e di prendervi cura gli uni degli altri, con quella bella fraternità per cui non ci sono cristiani di prima e di seconda classe. L'omelia di Francesco ricalca la pagina delle beatitudini, che sono un capovolgimento del pensare comune. I beati non sono i ricchi, i potenti, chi ha successo, bensì, dice il Papa, i poveri, i miti, chi resta giusto, i perseguitati. Ecco la prima realtà della vita cristiana. Essa non si presenta come un elenco di prescrizioni esteriori ad adempiere o come un complesso insieme di dottrine da conoscere. Anzitutto non è questo, è sapersi in Gesù figli amati del Padre. E Papa Francesco ha fatto rientro questo pomeriggio intorno alle 17 in Vaticano e a bordo dell'aereo si è tenuta la tradizionale conferenza stampa con i giornalisti e tra i temi toccati anche la dichiarazione firmata con il grande imam. Il documento sulla fratellanza umana è un passo in avanti che viene dal Vaticano, dal Concilio Vaticano II. Queste le parole di Papa Francesco. Sono stati toccati altri temi, anche la lettera del presidente del Venezuela Maduro. Il pontefice non l'ha ancora letta, ma ogni mediazione deve essere accettata da entrambe le parti. Questi i temi toccati nel corso della conferenza sull'aereo del ritorno verso il Vaticano.
Veniamo adesso ai temi del nostro territorio. Sono stati ripartiti oggi con decreto del commissario per l'emergenza e presidente di Regione Liguria Giovanni Toti gli 8 milioni di euro stanziati dalla legge di stabilità del governo per le opere di difesa a mare che sono state gravemente danneggiate o divelte dalla mareggiata che ha colpito la regione nell'ottobre scorso. Sono 30 gli interventi previsti in tutta la Liguria. Nella maggior parte dei casi si tratta di opere di ripristino, progettazione e potenziamento di dighe, moli e scogliere. Le opere più significative che verranno realizzate a Santa Margherita Ligure e la diga di Oneglia a Imperia, ciascun intervento finanziato con quasi 2 milioni e mezzo di euro, a cui si aggiungono altri 30 interventi più piccoli nel resto del territorio finanziati con i rimanenti 3 milioni di euro. Gli altri comuni interessati dai finanziamenti sono quelli per quanto riguarda il Tigullio, di Lavagna, Rapallo, Moneglia e Sestri Levante. E alcuni sono già in servizio nelle linee extraurbane dell'entroterra del Tigullio, 10 invece quelli che erano presenti questa mattina in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari per la benedizione e l'inaugurazione. 24 in tutto i nuovi mezzi Crossway che sono entrati a far parte della flotta di ATP Esercizio, acquistati grazie ad un finanziamento di oltre 5 milioni di euro messi a disposizione della città metropolitana. Vediamo. Quanto è stato l'impegno finanziario da parte dell'azienda della città metropolitana? Allora, questo è stato un impegno del sindaco della città metropolitana Marco Bucci, che sono 5 milioni di euro, e abbiamo comprato 24 crossover da 10,80 metri, che sono un pochino più corti in modo da fare servizio su tutta, diciamo, la parte dell'entroterra dove le strade, diciamo, non permettono il 12 metri. Quali le caratteristiche di questi mezzi? Beh, questi mezzi sono 10,5 metri Iveco con circa 9.000 di cilindrata, sono mezzi suburbani con pianale ribassato low entry e la pedana per i disabili, e quindi potranno essere fruiti da tutti i nostri utenti. Sono mezzi che verranno distribuiti su tutte le nostre linee e che riducono l'età media del nostro parco mezzi dai 13 anni iniziali a meno di 9 anni. Tenete conto che poi con i soldi che arrivano dal decreto Genova, che sono 2 milioni e mezzo, e l'aumento di capitale che lanceremo a marzo di quest'anno, che sarà di 3 milioni e mezzo, potremo rinnovare ancora questo parco mezzi e quindi superare la quota 100 di mezzi nuovi a disposizione dei nostri utenti, migliorando in maniera finale la qualità del servizio offerto ai nostri utenti. Come verranno utilizzati questi nuovi mezzi? Dunque, questi nuovi mezzi sono gli ultimi 12 di una serie di 24 gemelli e prevalentemente verranno utilizzati sulle linee da Chiavari per Santo Stefano d'Aveto e prevalentemente sulle linee da Rapallo a Recco Genova. Poi diciamo, parte di questi verrà utilizzata anche per la linea Colle Caprile Recco e per la Fontana Buona in supporto al gemello da 12 metri. E la questione della mancanza attuale di una sede per la succursale del linguistico a Chiavari è stata al centro di un tavolo tecnico riunitosi questa mattina a Genova nella sede della città metropolitana. Ad oggi si stanno portando avanti alcune ipotesi molto concrete che non interessano spazi o aule di altri istituti chiavaresi. A giorni si darà la comunicazione ufficiale. Facciamo il punto. Sono almeno 2 le sedi alternative che potrebbero ospitare le aule del liceo linguistico del Davigo a Chiavari. In queste ore sono in corso contatti e verifiche sull'idoneità delle soluzioni individuate, delle quali non si conoscono al momento ancora i dettagli. L'unica certezza è che non verranno utilizzati aule o spazi attualmente in uso ad altri istituti scolastici operanti nel comune di Chiavari, per non alterare l'attuale equilibrio dell'offerta formativa. E quanto è emerso al termine del tavolo tecnico tenutosi questa mattina in città metropolitana sul tema dell'individuazione di spazi da destinare ad una succursale a Chiavari del liceo linguistico Davigo, tavolo a cui hanno partecipato i rappresentanti di Regione Liguria, Comune di Chiavari, Ufficio Scolastico Regionale e dirigenti scolastici. Non è escluso un possibile coinvolgimento della diocesi di Chiavari nella soluzione del problema. Al termine della ricognizione delle opzioni attualmente sul tavolo verrà comunicata la scelta definitiva. Intanto, in attesa di conoscerla, il tema della mancanza di una sede per la succursale chiavarese del Davigo è stato al
al centro di un'interrogazione presentata dal consigliere Luca Garibaldi e discussa questa mattina in Consiglio regionale. I 50 alunni che dal prossimo settembre frequenteranno il nuovo linguistico a Chiavari non hanno ancora un tetto sotto cui studiare. È incredibile come la Regione a oggi ha iscrizioni chiuse e dopo una lunga serie di pasticci, annunci e retromarce non sia in grado di dire dove verrà sistemata la succursale del Davigo. Non si tratta solo di aule, ma dell'assenza di una prospettiva, ha denunciato il consigliere. L'assessore alla scuola Ilaria Cavo ha risposto in aula: una soluzione è maturata nelle ultime ore, ma prima della comunicazione ufficiale è prevista solo un'ulteriore verifica. È una soluzione sulla quale io mi sento di poter dire che entro pochi giorni ci sarà la comunicazione di quale sarà la sede della succursale dell'istituto linguistico, che non sarà quindi una sede prevista all'interno di plessi scolastici, ma sarà una sede alternativa ai plessi scolastici di Chiavari. Non sono un bersaglio, e questo è il tema della campagna informativa nazionale della Croce Rossa Italiana. L'iniziativa vuole accendere un focus specifico per denunciare il costante intensificarsi di attacchi agli operatori sanitari nei teatri di conflitti in tutto il mondo, ma anche in insospettabili contesti come le città e le province italiane. Il manifesto è stato presentato questa mattina dal presidente regionale della Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale Liguria, Maurizio Biancaterra, all'assessore regionale alla sanità della Regione Liguria, Sonia Viale. La cronaca: un uomo tra i 60 e i 70 anni è deceduto oggi in Corso Colombo a Chiavari, probabilmente a causa di un malore. Notizia che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. Sul posto è intervenuto il 118, la Polizia Municipale e i Carabinieri. Si attende l'intervento di un medico legale per gli accertamenti sulle cause del decesso. La notizia è rimbalzata sui social anche perché è il quarto decesso per malore in luoghi pubblici a distanza di poco tempo. Il 24 gennaio il caso del dottore deceduto all'interno di un panificio. 2 giorni fa un malore ha stroncato una giovane donna all'interno del suo negozio. Ieri un 63enne deceduto in strada in via Cesare Battisti. Ha cercato di riscuotere con la forza affitti arretrati di un alloggio di sua proprietà a Chiavari, non riuscendovi si è introdotto con violenza all'interno dell'abitazione, danneggiando la porta d'ingresso e alcuni mobili. Per questo i carabinieri, dopo una denuncia sporta dall'affittuario moroso, un 48enne abitante a Chiavari, al termine di dovuti accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e sulle persone un 38enne di Asti. E 6 persone sono state arrestate questa mattina a Genova. Sono accusate di far parte di un gruppo dedito alla distribuzione di stupefacenti. Gli arrestati, che avevano disponibilità di armi, secondo la ricostruzione dei carabinieri del ROS, hanno avuto contatti in questi mesi con l''ndrangheta genovese e del Nord Italia. Operavano nel mercato illecito degli stupefacenti 7 soggetti arrestati questa mattina a Genova nell'ambito dell'operazione condotta dai carabinieri del ROS e del comando provinciale. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Genova su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia. Sono state arrestate 6 persone indagate a vario titolo per reati in materia di stupefacenti, armi e contro il patrimonio. Ad un'altra persona è stato notificato un provvedimento di divieto di dimora. Le perquisizioni hanno riguardato 2 soggetti già condannati perché appartenenti alla locale di 'ndrangheta di Genova e tuttora indagati per associazione mafiosa. Gli arresti di questa mattina sono giunti al termine di un'articolata attività di indagine iniziata poco meno di un anno fa. Le attenzioni degli investigatori si sono concentrate su 2 uomini di 50 e 52 anni già in contatto con l''ndrangheta di Genova e del Nord Italia, che operavano nel traffico di droga di varia natura, cocaina, hashish e marijuana. I 2 si avvalevano della collaborazione di altre persone perché erano diventati il punto di riferimento per una serie di soggetti che distribuivano lo stupefacente. Le indagini hanno documentato un tentativo di importazione di cocaina direttamente dal Sud America proprio per far fronte alle molteplici richieste e hanno messo in luce la pericolosità del gruppo. 4 delle persone oggi arrestate, di età compresa fra i 35 e i 50 anni, infatti, avevano disponibilità di armi. Prima degli arresti di questa mattina le indagini avevano permesso di eseguire altri 7 misure cautelari in flagranza per le stesse imputazioni. Gli arrestati, di età compresa fra i 25 e i 61 anni, sono accusati di detenzione illecita di narcotici ed armi. Il 25enne in particolare sarebbe responsabile anche di 2 ingenti furti in esercizi commerciali.
Per la politica amministrativa, Chiavari promuove la digitalizzazione delle pratiche edilizie. Dal 1° di febbraio tutte le istanze per interventi devono essere presentate obbligatoriamente online sulla pagina dello sportello unico sue.comune.chiavari.ge.it/webedil, che è presente sulla home page del sito del Comune di Chiavari, indirizzo che troviamo anche sull'articolo pubblicato sul nostro sito. Le pratiche cartacee presentate prima del 1° febbraio o in itinere dovranno essere completate nello stesso formato con cui sono state depositate. Sul portale si potranno scaricare le pratiche CILA, SCIA, il permesso a costruire, la SCIA alternativa al permesso di costruire e le pratiche di fine lavori. I temi di carattere diocesano adesso. Nel cammino di fede della comunità di Bacezza a Chiavari domenica è stata celebrata la festa del contitolare della parrocchia San Biagio. La messa è terminata con il tradizionale gesto della benedizione del grano e della gola ed è stata curata dai parrocchiani con grande attenzione. I nostri telespettatori l'hanno potuta seguire in diretta su Telepace. Vediamo il servizio. La parrocchia di Bacezza ha celebrato la festa di San Biagio, contitolare assieme a Maria. Dopo la festa di Nostra Signora dell'Olivo, celebrata il 2 febbraio, la comunità si è radunata al santuario sulle colline di Chiavari per questo appuntamento tradizionale. La messa è stata trasmessa in diretta su Telepace, tutti hanno potuto seguire così la riflessione sul Vangelo del giorno. Il Vangelo di Gesù che non viene ben accettato a Nazareth, ha dei problemi con gli abitanti di Nazareth che chiedono i miracoli come a Cafarnao, e Gesù si arrabbia molto, forse si arrabbia perché lui vuole una fede non scontata, una fede gratuita, una fede non legata alle nostre richieste, ai nostri bisogni. Gesù ci tiene a essere il Salvatore, a essere colui che porta il Padre, a essere l'amico, il fratello, ma anche il Salvatore di tutti. La celebrazione è terminata con 2 gesti legati alla tradizione, la benedizione della gola con la reliquia del santo e la benedizione del grano. È stato benedetto anche il grano come sinonimo di parola di Dio e anche come sinonimo di abbondanza del grano che porti germogli e che porti la parola di Dio nelle case. Tant'è vero che dopo il gesto della benedizione ognuno prende qualche chicco da portarlo in casa e molti lo seminano perché poi porti il gesto di questo germoglio che vuol significare di aver portato il germoglio di Dio in casa. C'è una cura speciale nella preparazione della celebrazione, ogni domenica ma in modo speciale nel giorno della festa. Più che altro mi dedico a questa chiesa per tenerla in ordine, per addobbarla quando ci sono le feste, come in questi giorni, preparare la novena e tutto il resto. Cerchiamo di curare anche questo aspetto della liturgia che non è un di più ma è essenziale, che ci sia il canto durante la celebrazione della messa. Abbiamo la fortuna di avere un bellissimo strumento in questa chiesa e l'assemblea partecipa e scegliamo canti ogni domenica che possano accompagnare la liturgia secondo quelle che sono le letture del giorno. Andiamo sul sito di ANSA Liguria per una notizia. Maggioranza al Consiglio regionale della Liguria stamani a Genova ha approvato una mozione che impegna la Giunta Toti a attuare la parte a tutela della maternità della legge 194 per salvaguardare la vita. Sono stati 17 i voti favorevoli, il centrodestra, 7 i contrari, PD e il capogruppo diretti a sinistra Giovanni Pastorino, 5 gli astenuti, il Movimento 5 Stelle e Battisti di Rete a sinistra, Liberamente Liguria. Alla proposta del capogruppo Matteo Rosso, mirata a far sì che vengano attuate tutte le azioni riportate dalla legge 194. La legge è conosciuta e considerata come quella sull'aborto, ma ciò che molto spesso viene disatteso è che la legge è a tutela della maternità e delle donne, ha detto il capogruppo Matteo Rosso, che ha proposto la mozione Provita. La legge va applicata in toto, hanno replicato le opposizioni, la mozione dimentica il principio di autodeterminazione delle donne e non rafforza la rete dei consultori pubblici. I giovani sono la speranza più forte che abbiamo, ma rischiamo di perderli. A dirlo l'attore Fortunato Cerlino, l'interprete di Don Pietro Savastano nel film Gomorra, in un incontro con i ragazzi del Luzzati del Marconi del Pino di Chiavari, promosso dalla diocesi nell'ambito del progetto Credere. Gli studenti, dopo aver letto il libro di Cerlino, Se vuoi vivere felici, hanno potuto così dialogare con l'autore. Vediamo. Come si può sognare un futuro migliore anche se le condizioni di partenza sono svantaggiose?
Io credo che le cose non capitano mai per caso. Penso che le storie di tutti gli esseri umani abbiano un senso e che abbiano a che fare con il concetto del dono. Ognuno di noi è portatore di questo dono, è portatore di un segreto, è portatore di un messaggio fondamentale che deve scoprire. Nel momento in cui lo scopre diventa un seme dirompente anche per gli altri. Quanto è importante parlare ai ragazzi di questo tema? Guarda, io sto facendo questi incontri con grande entusiasmo proprio per questo motivo, perché in questo momento in particolare bisogna saper parlare, ragazzi, bisogna proprio ascoltarli, prima di tutto, capire dove sono, capire cosa sta succedendo loro, perché ho il timore che ce li stiamo un po' perdendo per strada. Quindi ricollegarci, ricreare dei ponti, ricreare dei messaggi, capire cosa sognano, quali sono i loro incubi e come cercare di far ripartire un'immagine della realtà che soltanto i giovani in questo momento possono riformulare. Perché per i ragazzi è importante riflettere sulla storia, sulla vicenda di questo ragazzino scritta da Fortunato Cellino? Perché è una storia che parla di scelte, della possibilità di vivere in modo onesto e dignitoso anche provenendo da un ambiente difficile in cui la criminalità sembra quasi una predestinazione. I ragazzi hanno letto il volume, ci avete lavorato, che cosa è emerso da parte loro? Partendo dal titolo Se vuoi essere felice e dal gioco di parole che c'è nel testo fra l'essere felice qua su o qua giù, i ragazzi si sono molto interrogati su quale sia effettivamente il segreto e la formula della felicità, ammesso che esista una formula. Ovviamente non abbiamo trovato nessuna risposta, ma è importante la domanda, che è poi quella che il libro ci pone. Anche Sestri Levante avrà un luogo pubblico intitolato alla Convenzione di New York per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Sarà l'area giochi sul lungomare che il prossimo 20 novembre, in occasione dei 30 anni della Convenzione, in contemporanea con altri comuni italiani che hanno aderito a questa iniziativa, chiamerà il Parco Giochi 20 novembre 1989 Convenzione di New York per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il documento del 89 costituisce un mattone fondamentale della vita civile, commenta la sindaco Valentina Ghio, e non vogliamo che l'intitolazione dell'area giochi si limiti a un momento istituzionale, vogliamo invece che sia un'occasione di dialogo e confronto con i bambini e i ragazzi che parteciperanno alla cerimonia sul tema dei diritti. Adesso nella nostra agenda gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 6 febbraio. Come ogni mercoledì è aperto alle visite il Museo Diocesano. Le opere esposte saranno visitabili dalle 10 alle 12 al primo piano della Curia Vescovile in piazza Nostra Signora dell'Orto 7 a Chiavari. Shoah è il titolo della mostra allestita sino al 15 febbraio nella Biblioteca Vago di Santa Margherita Ligure. Si tratta di un'esposizione libraria patrocinata dall'ANPI e aperta il mercoledì dalle 14 alle 18. In occasione della 62esima Sagra della Mimosa a Pieve Ligure, primo concorso Chef in giallo per un giorno. L'inizio alle 15:30 al Teatro Massone. L'iniziativa è a cura dell'Associazione Golfo Paradiso. Per i corsi di cultura di Chiavari alle ore 16 nella sala Livellare di Via del Pino, Rosanna Vagge terrà una lezione di medicina sul tema Salute è consapevolezza e informazione. Proseguono anche gli incontri all'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16, nei locali di Villa Quairolo, Carlo Brusati parlerà della sifilide nella storia. Il cane in città, infine, è il titolo della conferenza in programma alle 17 nella sede dell'Associazione Spazio Aperto di Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure. A parlarne Beatrice Dughera, educatore e istruttore cinofilo, e un agente della Polizia Municipale. Apriamo adesso la pagina dello sport con il basket, la Serie C Silver Liguria. Nella quarta giornata del turno di ritorno si registra la sconfitta del Tigullio Sport Team che ospitava l'ardita Juventus, 56-59 il risultato finale. In classifica i tigullini sono a quota 18 punti, alle spalle di Spezia a 24, Sarzana e Cus Genova a 22. Prossima di campionato sabato alle 18:30 in casa del Sarzana Basket. Per la Serie D, sempre di basket, nel turno di campionato la Polisportiva Santa Caterina ha battuto
battuto il Blu Sea Lavagna 65-63. Sconfitta anche del Villaggio Sport che in casa dell'Auxilium Genova ha perso per 78-65. Torna alla vittoria invece la Valpetronio Casarza che ha vinto sul Cogoleto Basket per 79-70. Sentiamo di questa partita i commenti a fine gara. È stata una bella partita, combattuta, vinta, poi alla fine c'è stato il recupero del Cogoleto. Purtroppo noi dopo 8 vittorie di fila abbiamo perso venerdì scorso a Genova col My Basket, che è una delle 2 o 3 squadre più buone, e quindi questa era una partita molto importante. Tra l'altro all'ultimo momento abbiamo dovuto rinunciare a Magica influenzato e Sambuccetti che è via per problemi personali, quindi il calo finale, anche se chiaramente era meglio non ci fosse, ci può stare, perché purtroppo abbiamo giocato in 6 tutta la partita e tenere quell'intensità difensiva che è la nostra caratteristica è molto difficile. Però i ragazzi sono stati bravi a reagire e a portare via una partita molto importante da squadra vera. Una partita combattuta fino all'ultimo, a un certo punto sembravate fuori partita, avete recuperato 76-70, insomma avete messo in difficoltà il Casarza. Sì, ma contavamo comunque di non mollare fino alla fine, di rientrare, sapevamo che era una partita dura ma c'era ancora tempo. Purtroppo a momenti decisivi abbiamo fatto qualche errore in più, loro sono stati bravi, hanno avuto continuità in attacco e quindi noi non riuscendo a limitarli è stato duro recuperare poi fino negli ultimi minuti. Come state in campo? Allora, per noi era molto importante rifarci dopo settimana scorsa che abbiamo avuto uno stop dopo 9 vittorie consecutive contro My Basket. Abbiamo cercato di difendere forte, loro sono una buona squadra che ci mette in difficoltà perché noi siamo grandi, loro sono piccolini, è difficile giocare. Siamo riusciti ad andare sopra all'inizio, poi complice le poche rotazioni e il loro rientro abbiamo rischiato di nuovo andare punto a punto, ma siamo stati bravi a difendere e a buttare dentro quei 3-4 punti importanti alla fine che ci hanno permesso di vincere e continuare a sperare per un buon posto nei playoff. Nella classifica del campionato di Serie D regionale di basket, il Valpetronio Casarza sale a 18 punti alle spalle di Basket Genova a 24, Basket Loano 22, Cogoleto Basket a 20, il Villaggio a 10 punti, il Blu Sea Lavagna a quota 2. Nel prossimo turno di campionato il Villaggio Sport ospiterà sabato prossimo alle 21 l'Athletic Genova. Il Valpetronio Casarza invece giocherà in trasferta a Loano domenica alle 17. Turno di riposo per il Blu Sea Lavagna. E l'ingresso del campo sportivo Sivoria di Sestri Levante è stato intitolato a Fosco Beccattini, noto calciatore nato nella Bimare nel 1925 e deceduto 2 anni fa. Beccattini fu giocatore del Genoa dal gennaio 1946 per 16 stagioni con 425 presenze e giocò anche in nazionale. Nel 62 si ritirò dalla pratica professionistica ma restò nel mondo del calcio come allenatore di Albenga, Rapallo e Sestri Levante. Il vice sindaco Pietro Gianelli ha così spiegato: non amò mai salire alla ribalta, rilasciò poche interviste, ma è sempre rimasto nel cuore di tutti i tifosi, rappresentando un orgoglio per la nostra città. E vediamo le foto proprio dei momenti dell'inaugurazione, dell'intitolazione della piazza davanti allo stadio Sivoria di Sestri Levante. Con questa notizia si conclude questa edizione di Tigulli oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. Continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 137 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.